Prima c'era la pandemia, anzi c'è tuttora, diciamo, la questione del Covid. Ora è tornata l'influenza, non eravamo abituati da 2 anni, però il risultato è sempre quello. Gli ospedali scoppiano per un motivo o per l'altro, la sanità non riesce a resistere, così anche i medici di base degli ambulatori sono pieni, insomma una situazione che continua ad allungarsi, è il classico cane che si morde la coda. Parliamo col medico di base, Romano Paduano, vicino a me. Buonasera. Buongiorno, buonasera. Allora, innanzitutto cerchiamo di fare buona informazione perché in tanti sappiamo che hanno l'influenza in questo periodo, molti l'hanno già avuta, probabilmente il picco c'è già stato, ma vogliamo capire insomma di questa australiana di cui se ne parla, ogni anno si inventa un nome diverso, non so se è giusto o sbagliato, in base anche al metodo, al meteo, no? Una volta c'è Cerbero, una volta c'è Caronte, non so se è identico anche per l'influenza. Quali sono i sintomi? Così informiamo un po' la gente. Beh, una cosa, premesso il nome deriva dalla località in cui viene identificata. Siccome Bene, non è un nome a caso. Non è un nome a caso, esatto. Hong Kong, l'australiana, perché vengono come sempre dall'altro emisfero 6 mesi prima e vengono dati all'Organizzazione Mondiale della Sanità per fare i vaccini che verranno 6 mesi dopo nell'emisfero nostro. Per cui il nome deriva da questa geografia di origine. No, questo è importante, per curiosità, ogni anno esatto. ce n'è una diversa, chissà dove viene fuori, e questa volta è dall'Australia. I sintomi sono quelli classici e questo è il motivo che dovrebbe tranquillizzarci. Un anno potremmo avere la febbre più alta, un altro possiamo avere la febbre meno importante, qualche volta la tosse, ma sono sempre quelle, una infiammazione delle prime vie aeree superiori per cui avremo tosse, febbre, qualcuno può avere quella classica spossatezza, con termine poco scientifico, quello ossa rotte che ci si sente tutti quanti, che sicuramente sono sintomi che si ripetono ogni anno. E questo dovrebbe essere un motivo tranquillizzante, non esistono sintomi nuovi all'improvviso. Se col Covid abbiamo avuto dei sintomi che ci hanno spaventato, vi ricordo, che ormai sembra un ricordo lontano. Cerchiamo di distinguere. Esatto. Qual è la distinzione tra i due? La distinzione è molto difficile, anche perché il Covid si è leggermente modificato. Se agli inizi potevamo dire con una certa tranquillità, vi ricordate la mancanza dell'olfatto? Agli inizi sembrava tipico del Covid. Sì. Il Covid di adesso l'ha perso, perché ci sono le varie evoluzioni dei vari ceppi, e adesso distinguere un Covid da una influenza è piuttosto difficile. Per cui il primo messaggio da dire, in caso di dubbi, sarebbe sempre ideale fare un tampone per il Covid. E invece la gente non lo fa, secondo lei? La gente non lo fa, anche perché molto spesso... Cioè si è persa l'abitudine, esatto. Non si ha più voglia di farlo per non avere i classici 5 giorni di quarantena? Esatto, uno. Poi c'è anche un altro piccolo discorso, i tamponi fatti in casa hanno sicuramente una loro validità se fatti bene, e c'è questo se davanti. Andare in farmacia, bisogna fare la fila, bisogna pagare, ci sono tanti motivi ostativi a questo. Per cui la gente preferisce, tanto dice non succede niente, me ne sto fermo buono a casa qualche giorno e via. E qui sbagliato secondo lei? Questo tipo di approccio? Se uno dice lo tratto come fosse Covid, sarebbe corretto, cioè l'isolamento domiciliare a casa, magari proprio isolati anche dai propri familiari, nella stanza da soli, tutte le figure di attenzione e di sicurezza che avevamo prima, mascherina in casa, lavarsi le mani, non avere i contatti, sarebbe l'ideale. Cioè fare finta che sia Covid, anche se lo è o non lo è. Sì. Invece purtroppo la verità è dall'altra parte che dice ho la febbre, vado fuori, non mi interessa niente, tanto non succede niente. No? Con la precauzione comunque, o il consiglio che lei dà, facciamoci un tampone, ma soprattutto in questo momento che stiamo andando verso il Capodanno. Sì. Esatto, visto che uno dei motivi, domandiamoci anche alcune cose, come mai nel 20 e 21 non abbiamo avuto l'influenza? Per congiunzioni astrali o più semplicemente perché stavamo isolati, non stavamo tutti chiusi nello stesso locale, usavamo la mascherina, ci lavavamo le mani, avevamo tutte quelle piccole attenzioni. Questo è stato il motivo per cui per 2 anni non abbiamo avuto l'influenza. Per cui era veramente un efficace metodo questo, manteniamolo. Certo. Perché come ci protegge dal Covid ci protegge dall'influenza. Quest'anno, quest'anno abbiamo avuto un picco di Covid, di influenza anticipato. Ecco, perché succede questo? Poi magari facciamo vedere anche dei grafici nel proseguo della puntata. Perché è successo questo picco prima? Questo picco è successo. Allora, normalmente i casi, senza entrare in particolari specifici, sono dovuti o arrivo proprio dell'ondata, diciamo, virale, o un abbassamento delle difese dell'organismo che sono soprattutto dovute alle basse temperature e ai momenti di chiudersi tutti quanti nelle case assieme, scusatemi questo termine, chiusi in casa starebbe bene, diciamo tutti assieme, perciò locali chiusi, locali affollati, bar, ristoranti, cinema, la mascherina senza, esatto. Sì. Per cui non eravamo un po' impreparati a questo, cioè nel senso il nostro sistema magari si era abituato a tenere la mascherina e quindi a proteggersi meglio, immaginiamo. Avevamo 2 anni senza influenza.
per cui siccome l'influenza è vero che varia di anno in anno, per cui il vaccino deve essere annuale, un affondo di base immunitario ce l'abbiamo sempre. Qui avevamo 2 anni che non eravamo esposti al virus, per cui abbiamo sicuramente avuto una certa, diciamo, maggior ricettività virale. Certo. Senta, siamo ancora in tempo per fare il vaccino? Parlo di vaccino antinfluenzale, se qualcuno lo volesse fare in questo momento. Cioè, e se ci spiega anche in base ai suoi parametri, ai suoi indici, anche sentendo anche gli altri medici di base, se questo vaccino antinfluenzale l'hanno fatto oppure no. Allora, diciamo prima di tutto, perché qualcuno dice serve o non serve. Sì. Cominciamo questo dato statistico italiano, 15%, 15% incidenza in questi giorni dei pazienti malati di influenza. Sì. Se guardiamo questo dato, esatto, 15%, sì, adesso 15,6%. Ecco, adesso ci fa vedere giustamente Fabio Di Bernardo, il nostro guardiamo regista, il grafico, quella curva, è molto bella la grafico. curva, se c'è sotto sì, dopo faremo vedere anche la curva, adesso vediamo se riusciamo a metterlo in onda. Il dato importante è, siamo nazionale per numeri più grandi, 15,6% dato nazionale. Eccolo qua, benissimo. Così lo può far vedere, però qua il paragone, lo volevo far vedere anche agganciandomi un altro discorso dopo, dottore, perché qua c'è il paragone tra tutte le regioni d'Italia, si vede, noi siamo meno colorati rispetto agli altri, almeno noi siamo in giallo, quindi dovremmo stare anche meglio. Togliete Sardegna e Calabria che non hanno i non pervenuti, come si dice, non pervenuti. Non hanno i medici sentinella, almeno mi pare, o non hanno aderito, non lo so esattamente. Però noi siamo in giallo, dovremmo essere in una condizione migliore in questo momento. Se però guardassimo la statistica del Friuli Venezia Giulia, vediamo che il rosso l'avevamo 3 settimane fa. Ah, ecco. Cioè è passato. Questa è l'ultima settimana, la 50esima. Quella del 23 di dicembre, se non sbaglio. No? Rosso ce l'avevamo 3 settimane fa. Quindi noi abbiamo, come succede spesso, anche quando succedeva il Covid, noi abbiamo il picco, diciamo, un po' prima. Però quello che ci tenevo a dire, se noi guardassimo i dati questi qui sono della popolazione in generale, che facciamo il dato nazionale, 15,6% è stato, gli over 65, che sono più deboli, sono più fragili, ma sono vaccinati, hanno un'incidenza del 7%. Cioè I bambini molto inferiori. I bambini sono il 30%, esatto. Per cui la media nazionale deriva dagli anziani che ce l'hanno molto bassa e sono le persone che dovrebbero essere più recettive e guarda caso il vaccino, per cui possiamo dire con certezza assoluta che funziona. Se avessimo quella per età, se troviamo anche quelle per età... ecco, questo è interessante, questo grafico, adesso che lo mettiamo in onda. Noi guardiamo in alto per far capire alla gente, perché una dice cosa sta succedendo, guardiamo in alto perché ci viene fuori le schermate un po' prima che arrivano i telespettatori, ecco, non perché stiamo cercando di venerare qualcuno. Eccolo lì, incidenza delle sindrome influenzali in Italia. Questo è interessante, Paduano, perché... Vede, lo dico anche ai telespettatori, 2022-2023, vedete il picco che c'è? Quello rosso. Esatto. 2019 più o meno è paragonato sul fatto che c'era l'influenza ancora prima che arrivasse il Covid e lo vedete che è praticamente ha un'onda celeste, ha un'onda praticamente ritardata rispetto a quella di adesso. 2020-21, 2021-22 vedete che è piatto praticamente. Esatto, no? Questa è stata proprio l'influenza dell'anno scorso, 2 anni fa, in cui stavamo distanziamento sociale e mascherina. Come si vede, efficacia completa. Ecco. Adesso vediamo se il nostro Fabio riuscirà a tirar fuori quello per età, magari andando in giro tanto che la ringraziamo, andando vicino, andando a scartabellare. Eccolo qua, adesso lo sto già preparando. Le sindrome influenzali per classe d'età. Abbiamo il totale, la riga rossa, la vediamo, lo tiro un peletto più in su. La riga rossa è il totale, i ragazzini, i bambini sono quella azzurra, la blu, scusate, che è la più alta di tutti quanti. 0,4. Esatto, e vediamo che gli anziani, 65 invece over 65, sono quella rossa appunto, che è tra le più basse. Esatto. Ecco, quindi insomma il vaccino, e uno può andare a vaccinarsi anche adesso. Esatto. Ricordiamoci che è sempre meglio andare prima perché ci vogliono 10-15 giorni che ecco, perché qualcuno potrebbe anche chiedere questo, ma può ammalarsi uno che ha fatto il vaccino? I primi giorni, allora, sempre si può ammalare purtroppo perché la copertura non arriverà mai al 100%, anche perché noi abbiamo un gruppo di virus, 4 virus che vengono coperti, possono esserci delle varianti, possono essere delle mancate difese dell'organismo singolo, però diciamo cerchiamo di centrarlo al massimo, anche perché il problema, come è successo con il Covid, che come dicevo prima, che l'indicazione del Ministero dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dà le indicazioni dei ceppi delle varianti, le dà circa 6 mesi prima, perché il tempo di produzione è tutto. Per cui diciamo, sono ceppi riconosciuti 6 mesi fa dall'altra parte, emisfero australe dall'altra parte. Per cui, prima di tutto, qualcuno può ammalarsi perché può aver avuto una buona risposta anticorpale. Secondo, ricordiamo che ci vogliono 10-15 giorni per avere una buona risposta anticorpale.
Per cui è chiaro che se mi vaccino oggi, domani sono quasi scoperto o sono poco coperto, certo. Per cui l'ideale sarebbe stato vaccinarsi un pochino in precedenza. Siamo ancora in tempo perché la curva sta calando, ma come abbiamo visto è bella alta, cioè certo. non siamo alla base. Per cui vaccinarsi ancora finché si può, e l'indicazione è, se l'indicazione ministeriale anche della regione l'ampliata è di vaccinarsi i 65 anni assolutamente, tra i 60 e i 65 c'è l'offerta vaccinale anche a quelli, oltre le persone diciamo fragili e tutto, l'ideale sarebbe vaccinarsi ognuno di noi. Controindicazioni non ce ne sono state, c'è il problema del costo perché non è coperto dal sistema sanitario nazionale, ma ad esempio molte aziende favoriscono i propri dipendenti dandogli l'offerta vaccinale gratuita, perché per l'azienda è un costo minimo rispetto al costo di mancato lavoro, insomma. Come curarsi? Come curarsi? Prima di tutto è una malattia che, salvo casi specifici in cui il paziente non abbia defedato, non abbia malattie gravi, è una malattia che si autolimita da solo, per cui si va avanti con i sintomatici. Quali sono i problemi più importanti? Se abbiamo la febbre, prendiamo qualcosa per abbassare la febbre, il caro vecchio paracetamolo è sempre in prima linea. Se abbiamo la tosse, possiamo prendere qualcosa per migliorare la tosse, fluidifocanti, mucolitici, via dicendo. L'importante è anche l'idratazione, perché quando abbiamo la febbre ci disidratiamo e anche il muco più umido è, più bagnato è, più fluido diventa, per cui antifebbre, antipiretici, idratazione, eventualmente fluidificanti. Se c'è un malessere generale che non viene coperto dal paracetamolo, possiamo ricorrere agli antinfiammatori per brevi giornate, perché attenzione che sono sempre gastrolesivi. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi ci sposteremo oltre il confine, vedremo cosa accade per il Covid anche in altre nazioni, quali sono le precauzioni che vengono prese in questo caso, cosa succede soprattutto negli ospedali, perché ve lo vedete anche dal titolo, torna all'influenza, gli ospedali scoppiano. Noi siamo in giallo, secondo Influnet. Il picco, l'ha detto il dottor Paduano, è passato ancora 3 settimane fa, eppure gli ultimi dati dicono che i pronto soccorso sono sempre super affollati, così anche gli ambulatori, giusto? Certo. Pubblicità. Ben ritrovati a Screenshot, puntata dedicata all'influenza, ahimè, perché c'è sempre, anzi è tornata dopo il Covid, però è anche un bene, insomma, spiegarlo in televisione, cercare di far capire alla gente, dare un servizio pubblico per potersi curare. Insieme a me Romano Paduano, che è tornato gradito ospite della mia trasmissione. Dicevamo, cosa sta accadendo in giro per il mondo col Covid? Facciamo vedere adesso in sovraimpressione quello che accade in Cina, le prime misure prese in Italia, a Pechino è stato cancellato le restrizioni, eccolo qua, a Malpensa ha richiesto, scusate, il tampone per chi arriva dalla Cina. La decisione arriva dopo che Pechino ha cancellato le restrizioni per i viaggi, nonostante l'epidemia sta provocando almeno 5.000 morti e oltre 1 milione di contagi al giorno. È una situazione che sembra di tornare al passato, esatto, a 2 anni fa. Questo deve preoccuparci? In teoria siamo un paese, l'Italia, che è vaccinato, per cui dovremmo essere sufficientemente tranquilli. Purtroppo più si gira, ma non si può bloccare il mondo, più si gira più si diffondono virus. Questa è la verità sacrosanta. Le difese sono appunto cercare di limitare gli arrivi, ma come? Con i tamponi cinesi sappiamo quanti milioni sono, leggevo proprio questi giorni, sono 200 rotti milioni cinesi positivi, sì. Questo è un dato positivo al giorno, per cui è una marea impossibile da fermare. Se non c'è il buonsenso personale, per questo vale anche per noi, cioè si sa dire che la persona che ha un qualsiasi sintomo febbrile in questo periodo farebbe bene a avere delle misure cautelative verso il prossimo. Cioè non eravamo abituati a usare la mascherina, ci siamo abituati subito, mi pare. E non è, scusate la battuta, non è morto nessuno con la mascherina. Certo. Avevamo, vi ricordate, anni fa vedevamo, almeno mi ricordo quando andavo in giro in treno, c'erano i cinesi, i giapponesi che giravano da noi con la mascherina, che serviva non tanto per infettarsi, quanto per non infettare gli altri, per cui questo minimo di senso civico, di rispetto per gli altri, per cui viene chiesto ancora negli ospedali, negli ambulatori di mettersi la mascherina, non è solo per non infettarsi, ma per non infettare potenzialmente il prossimo. Sarebbe un'opera, oserei dire, altruistica, dal costo bassissimo e dal fastidio minimo. Per cui le difese non abbassiamole perché non è il momento di abbassarle. Allora, non abbassiamo le difese, però qualcuno si prende magari anche fin troppe precauzioni e dice a un semplice raffreddore vado in pronto soccorso, vado dal mio medico così vado a farmi curare, come se fosse tutta la soluzione dei suoi mali. Accade questo, dottore? Purtroppo qualcuno... sì.
Purtroppo sì, sembra impossibile, adesso scusate se dico una cattiveria, sembra impossibile che la popolazione abbia mai avuto la febbre. Ci sono un sacco di persone, soprattutto 40-50 anni, cioè persone che la febbre l'hanno avuta, non parliamo di anziani fragili, che dicono ho la tosse o la febbre, cosa devo fare? Cioè come fosse la prima volta che succede. Questo è sicuramente un po' di paura che ci abbiamo lasciato, il Covid ha lasciato tanta paura, ha lasciato tante insicurezze che dovremo cercare di migliorarle tramite la comunicazione, anche rassicurando le persone che basta un po' di giorni di isolamento, quindi poche terapie, un po' di paracetamolo, idratazione. Abbiamo sbagliato un po' tutti, dottore. Abbiamo sbagliato un po' tutti, lo dico subito. Abbiamo fatto un po' del terrorismo. Esatto. Cioè, era giusto informare la gente, era giusto non sì, prendere per leggero quello che stava accadendo, ma magari esagerare. Troppe anche comunicazioni divergenti, esatto, che non si incrociavano, e quindi questo ha creato confusione un po' nella testa di tutti. E anche se mi permette di dire, non tocca a me farlo assolutamente, anche un piccolo modifica si dovrebbe poter fare, l'autocertificazione per la malattia. Cioè il paziente deve andare dal medico per avere un certificato di malattia. Penso tra persone adulti e responsabili, i primi 2 o 3 giorni di malattia potrebbero benissimo essere autocertificati da soli. Come sapete questo non è possibile, per cui occorre un certificato medico in ogni caso, e questo sicuramente affolla i pronto soccorsi, gli ambulatori, le guardie mediche, creando un surplus, scusate se lo dico, di carte veramente inutile. Certo. Anche perché 2 o 3 giorni è inutile, è difficile diagnosticarli, nel senso che uno dice c'ho la febbre, se ce l'hai fidati che ce l'ho. Certo. Esatto. Sì, sì. Per questo sarebbe anche una cosa da cercare di migliorare l'autocertificazione per i pazienti per stare a casa dal lavoro. Andiamo a vedere cosa succede al pronto soccorso di Trieste, tenendo conto che il nostro viaggio con Andrea Pierini all'interno di questo pronto soccorso, le notizie un po' ricavate sono quelle che esistono anche nel resto della regione. Stessa situazione insomma è capitata in questi giorni anche a Pordenone, a Gorizia e ovviamente anche a Udine. Vediamo il servizio. La struttura è sotto pressione e il personale cerca di fare i miracoli. Anche al pronto soccorso di Trieste i dati degli accessi sono oltre la media del periodo, complice l'influenza che sta avendo un picco importante da metà dicembre in poi e che, con le festività, potrebbe vedere un aumento dei casi tra Capodanno e l'Epifania. I dati nazionali vedono comunque una curva del contagio che sta calando. Il pronto soccorso del Maggiore di Cattinara, del capoluogo giuliano, dove c'è un'età elevata della popolazione, stanno avendo la consueta criticità che negli anni pre-pandemia si registrava tra febbraio e marzo. I casi che si presentano alla struttura sono di anziani che necessitano di ossigeno a causa del virus influenzale. Asugi dal 20 dicembre aveva avviato l'ospedale di comunità, il primo in regione, in convenzione con l'ITIS, una struttura residenziale per anziani di Trieste, dove sono stati creati 20 posti letto, altri 20 possono partire in tempi brevi, alcuni dei quali già occupati, per garantire assistenza sociosanitaria ai tanti pazienti che prima si rivolgevano proprio al pronto soccorso, nonostante non ci fosse una reale emergenza. All'ITIS verrà garantita l'assistenza sociosanitaria, mentre l'aspetto clinico sarà a cura del personale di Asugi. Allora, poi vediamo magari sempre alla nostra regia se riusciamo a vedere quello che succedeva nel pomeriggio di oggi, magari gli accessi che c'erano nei vari pronto soccorso. Questo sarebbe abbastanza carino. Prima vi faccio vedere una notizia adesso tirata fuori, lo vediamo dal Sole 24 Ore. Siccome lei, dottore, citava prima, bisognerebbe l'autocertificazione per riguarda le malattie, le certificati di malattia. Esatto, i certificati di malattia. Addirittura il governo dice ma bisognerebbe tornare un po' indietro, no? Alla ricetta normale, non quella digitale, però dopo a un certo punto dice boh, facciamo una proroga di 1 anno per le ricette digitali. E se si tornasse indietro cosa sarebbe? Sì, sarebbe la follia, anche perché appunto l'ideale della telemedicina, di tutta l'informatica è muovere le informazioni, muovere le carte e non muovere le persone. Ci eravamo abituati, avevamo fatto un piccolo sforzo, sia noi medici che i pazienti, ad organizzarci con le ricette elettroniche, i farmacisti bravissimi a riceverle anche loro, per cui eravamo riusciti a fare questo sistema. All'improvviso, 2 o 3 giorni fa, si accorge che col 31 dicembre sarebbe scaduto, perché era emergenza Covid. Per fortuna l'hanno rinnovata in fretta e furia, però l'hanno prorogata per 1 anno. Cioè dici, ma mettiamola a sistema. Ma è un po' come i bonus, no? Si rinnovano di anno in anno, poi si decurtano, si allungano. Sono sistemi che favoriscono appunto la trasmissione di informazioni, di conoscenze e non far spostare le persone. Abbiamo visto che meno le persone si assembrano nei posti pubblici e meglio è. Non ci voleva tanto a fare 1 più 1 uguale 3 in questo caso. Allora andiamo a vedere quello che accadeva nel pomeriggio di oggi nei vari ospedali. Colleghiamoci direttamente con il dato delle 13:40. Servizio sanitario regionale, situazione del pronto soccorso, ecco, grazie a Fabio se ce lo ingrandisce. Questo è a Gorizia, per esempio, 39 pazienti, di cui 1 in rosso, ma gli altri sono azzurro.
la gran parte, e sono in attesa in 7, quindi ci sono 39 pazienti in tutto in questo momento, ecco. Però parliamo solo di Gorizia, no? Ecco. Media d'attesa 1 ora e 43. Per i verdi cosa vuol dire? Tanto per spiegare alla gente. Che non danno significato, alcun pericolo imminente assolutamente. Esatto, devono aspettare 4 ore, giusto? Questo è il tempo d'attesa. Sì. Magari se riusciamo a vedere anche altri dati, tanto diamo il tempo, insomma, a Fabio di andare a cercare altri dati da altre parti, sempre che ce ne siano. Vedevo anche che stava scorrendo adesso San Daniele, che mi colpisce abbastanza, che ci sono, è Udine. Adesso vediamo se riusciamo a collegarci con il sito. Eccolo qua, San Daniele erano in 34 all'1:40, insomma l'ora di pranzo, più o meno, ce ne sono sempre di verdi, vediamo che sono 6, 3 in attesa, quindi 34 persone, e per quanto riguarda Udine addirittura 53 e c'è un tempo d'attesa di 2 ore per avere il trattamento in azzurro, quindi una gravità insomma abbastanza, cioè uno in azzurro cosa va lì? Per un po' di febbriciattola? Probabilmente alla febbre, ma sai, il problema è che purtroppo il triage ci dà dei dati che li leggiamo poi all'inizio e a posteriori, cioè chiaramente uno che ha una mancanza di respiro perché ha la tosse, può avere la mancanza di respiro perché ha la tosse, può avere la mancanza di respiro perché ha un infarto, può avere la mancanza di respiro perché è un ansioso. A posteriori potremmo dire cosa è quello. Sì. Il triage è fatto solo sul sintomo, se c'è bisogno o meno di un intervento medio-breve nei tempi. Certo. Stavo vedendo se c'erano altri dati, ma non ci sono. Ci lasciamo, dottore, magari con un consiglio da dare alla gente per poter affrontare queste festività nel migliore dei modi? Sicuramente sono consigli vecchi, risaputi: evitare gli affollamenti, evitare la promiscuità, nel senso dei locali, bar strapieni, di ristoranti strapieni, visto che andiamo a Capodanno. Non dico di far Capodanno con la mascherina, non mi permetto, ma cerchiamo di selezionare anche dove andare, come andare, e cerchiamo di mantenerci il più possibile appunto distanti tra di noi. Usiamo la mascherina quando serve, negli ambulatori, nei posti pubblici, usiamo la mascherina il più possibile. Quell'igiene che non abbiamo mai perso, di lavarci le mani, di tenere le distanze sociali tra di noi, fanno sempre solo bene. E qui sarebbe già qualcosa, però veramente l'ideale sarebbe cercare di evitare gli assembramenti nei locali pubblici. Questo sarebbe fondamentale. Perfetto, io la ringrazio dottore, le auguro un buon Natale che non gli avevo dato prima, ma come a tutti voi telespettatori, è un buon proseguo di fine anno e un buon inizio, insomma, che sia un buon inizio di principio, insomma, di 2023. Grazie mille, auguri a tutti di tenersi in salute soprattutto. Buona serata a tutti, Screenshot domani sempre torna alla solita ora 19:45 e poi ultimo appuntamento dell'anno, venerdì, sempre alla solita ora. Grazie, arrivederci.